الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ما بعد. Questa sera inshallah sarà una sera dedicata alla Umrah, al viaggio di Umrah. Vedremo inshallah le lezioni pratiche o le lezioni teoriche e poi le pratiche della Umrah inshallah, consigli, domande e tutto ciò che riguarda questo viaggio bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Cercheremo di creare una lezione che da un punto di vista sia abbastanza didattica, scientifica, quindi citando anche alcuni ahadith del Rasul sallallahu alaihi wasallam eccetera, ma allo stesso tempo di non renderla pesante ma più pratica e maneggevole per voi bi'idhnillahi azza wa jal, e chiedo da Allah azza wa jal che mi aiuti in questo. Domanda: quanti in voi sono già stati in Umrah fino adesso? O in Hajj? 3, 4, 5, 6? Tayyib, Jamil. Inshallah vedremo innanzitutto la Umrah, cos'è la Umrah, il suo hukm, il suo giudizio nella Sharia, o la sentenza della Umrah nella Sharia, quali sono le condizioni per la Umrah. Poi vedremo inshallah ciò che riguarda il miqat, cos'è il miqat, cos'è l'ihram. Poi vedremo inshallah come si svilupperà il nostro viaggio, da dove partiremo, quali sono le cose che si fanno nella Umrah dall'inizio fino alla fine, in modo che la persona vada questo viaggio, che è un viaggio di ibadah, di adorazione, lo faccia nel migliore dei modi. E questa è una ibadah amata da Allah subhanahu wa ta'ala, e ogni ibadah deve essere fatta secondo le regole del Quran e della Sunnah, e Allah subhanahu wa ta'ala deve essere adorato con l'ilm, con la sapienza. E la cosa migliore che fa ogni persona prima di compiere qualsiasi adorazione è di prepararsi scientificamente, cioè nella Sharia, nelle regole, e capire cosa deve fare, cosa non deve fare, cosa è obbligatorio, cosa è raccomandato, cosa è vietato, cosa è makruh, detestabile, per compiere questa adorazione nel migliore dei modi. Tu fai questo viaggio e fai questa adorazione perché vuoi l'ajr da Allah subhanahu wa ta'ala, anzi hai dato un bel po' di soldi, non pochi, ne hai dati di soldi, e cosa vuoi in cambio? Perché li hai dati? Li hai dati per Allah subhanahu wa ta'ala, e allora vuoi trarre il meglio da questo viaggio, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista della fede, dal punto di vista della ricompensa da Allah subhanahu wa ta'ala, e il primo passo è imparare bene come compiere questa adorazione. Il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ha fatto Hajjat al-Wada', il pellegrinaggio dell'addio, l'ultimo suo Hajj, ha detto: khudhu anni manasikakum, imparate da me i vostri riti, cioè imparate da me come si fa il Hajj, imparate. E ha insegnato ai suoi compagni radiyallahu ta'ala anhum come compiere questa importante adorazione. Partiamo innanzitutto con il citare cos'è la Umrah. العمرة لغة هي الزيارة والقصد، واصطلاحا التعبد لله تعالى بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتحلل منها بالحلق أو التقصير. Linguisticamente l'Umrah significa la visita e significa la direzione o dirigersi verso. Nell'istilah, cioè nella religione, nell'argomento specifico, la Umrah è un'adorazione di Allah che consiste nel fare il tawaf, girare intorno alla Kaaba, fare sa'i, la camminata tra Safa e il Marwa, e poi liberarsi o finire questo rito con la rasatura, il halq, o l'accorciamento dei capelli. Lezione finita. Questo è. Bene, questa è la Umrah. Per questo, come vedremo inshallah, la Umrah consiste in 3 azioni fondamentali. Tawaf intorno al Kaaba, sa'i tra Safa e Marwa, taglio dei capelli. Questi 3 punti fondamentali su cui poggia l'Umrah, e li vedremo inshallah in dettaglio bi'idhnillah tabaraka
wa ta'ala. Il profeta sallallahu alaihi wasallam ha citato diversi ahadith sul valore della Umrah. Dice sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Dice il profeta sallallahu alaihi wasallam: susseguite tra il Hajj e l'Umrah, cioè fate il Hajj e l'Umrah uno dopo l'altro. Disse perché questi due, il Hajj e l'Umrah, tolgono la povertà e tolgono i peccati, così come il fuoco del fabbro toglie l'impurità dal ferro, dall'oro e dall'argento. Il fabbro, quando vuole togliere l'impurità dal ferro, dall'oro, dall'argento, ci soffia il fuoco con quello che fa. Così come il fabbro col fuoco pulisce questi materiali dall'impurità, così il Hajj e l'Umrah tolgono non solo i peccati, ma anche la povertà. Anche la povertà. Perché? Perché tu hai dato i tuoi soldi per Allah Azza wa Jal. E Allah Azza wa Jal per ricompensa ti ha detto: guarda, continua a fare Hajj e Umrah che io ti tolgo la povertà. E sapete che questa è una cosa provata. Subhanallah, tutte le persone che hanno speso tanti soldi nel Hajj, tutti dicono: ho avuto un ritorno di quei soldi là, in un modo o nell'altro. O non ho sentito la mancanza di questi soldi. Uno, se tira fuori 6, 7, 8 mila euro, li sente, Chi lo fa nel Hajj dice: io non ho sentito questo. Ed è il hadith del Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nell'altro hadith dice il Rasul sallallahu alaihi wa sallam: al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Da una umra all'altra Allah cancella i peccati che c'è tra una e l'altra. Quindi già da adesso ancora non sei partito, ma fai già l'intenzione di tornarci seconda, terza, quarta, quinta volta. E normalmente le persone che vanno in Umrah, se vanno la prima volta, vogliono sempre tornare. E subhanallah, qui voglio allacciarmi a un punto importante. Veramente molte persone si fanno perdere questa occasione. Io ad esempio chiedo ai fratelli, ad esempio, che vanno al loro paese, magari i fratelli in Africa, Marocco, eccetera, non vanno tanto a Capodanno. Però ho chiesto ai fratelli macedoni, albanesi, bosniaci, che vanno di solito ogni Capodanno, chiedo: ma quanto spendete di media in queste vacanze? Tra viaggio, spese, uscite? Trovi che spendono tranquillamente quello che gli costa di Umrah per tutta la sua famiglia. Una famiglia di 4 persone, 6-7 mila euro, va in Umrah. Ed è quello che spende in quei 15 giorni che va giù in paese. Vai in Umrah. È una ibadah. E ti diverti, ti delizi con la ibadah di Allah Azza wa Jalla, e vedi cose nuove, vedi un altro mondo. Quindi la persona dovrebbe renderla almeno, non diciamo ogni anno, ma ogni qualche anno, di fare questa cosa qua. La Umrah. E trovi molte persone che, alhamdulillah, economicamente hanno la possibilità e non lo fanno. Adesso guardate che non stiamo parlando del Hajj, del pellegrinaggio grande, che è un pilastro dell'Islam. Parliamo della Umrah, che adesso vedremo la sua sentenza se è raccomandata o wajib, obbligatoria, ma è più facile e molte persone hanno possibilità di farla, eppure tendono a sottovalutarla, tendono a non dare peso alla Umrah, quando avete sentito gli ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam su di essa. Poi c'è un'altra cosa particolare della Umrah. La Umrah fatta in un particolare tempo ha un valore molto particolare. Quale? La Umrah fatta in Ramadan, cos'è? Cosa equivale? Come un pellegrinaggio. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها قال: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا تنضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam a una donna che
non ha potuto fare il pellegrinaggio con il profeta sallallahu alaihi wasallam, gli ha detto: se arriva Ramadan fai una Umrah, perché una Umrah in Ramadan equivale a un pellegrinaggio. Nell'altra versione, una Umrah in Ramadan equivale a un pellegrinaggio insieme a me, insieme al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Attenti qui, un punto importante. Non significa che se fai una Umrah in Ramadan cade il tuo obbligo di fare il Hajj. Uno dice il Hajj costa 8.000 euro, vado a una Umrah in Ramadan, mi costa 2.000 euro e sono a posto. No, equivale come ricompensa e non ti fa cadere l'obbligo del Hajj, che è un pilastro, un rukn min arkani al-Islam. Bene. Allah subhanahu wa ta'ala, perché ci ha prescritto? Adesso parliamo del hikmah, la saggezza dietro alla prescrizione di questa grandissima adorazione. Ma هي حكم مشروعية الحج والعمرة عامة؟ Prima di tutto, una delle utilità della Umrah, تحقيق توحيد الله تعالى, è realizzare il tawhid, il monoteismo di Allah Azza wa Jal. Dice Allah Azza wa Jal: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Allah subhanahu wa ta'ala ha mostrato a Ibrahim alayhi salam dove costruire la sua casa, il Kaaba, il Beit al-Haram, e gli ha ordinato di costruirla e gli ha ordinato di renderla una casa purificata, pulita dal shirk, dal politeismo e dall'idolatria, e che venga purificata per coloro che vengono a pregarci, per coloro che vengono a fare tawaf, a girarci intorno, e per quelli che vengono a inchinarsi e prosternarsi in questa casa qui. E Allah Azza wa Jal ha ordinato a Ibrahim di fare l'adhan per il Hajj, di chiamare le persone a venire in pellegrinaggio in questa casa qui. Allah subhanahu wa ta'ala ha resa una casa di tawhid, di monoteismo. E poi oggi vedete, e lo vedrete quando andrete inshallah nei prossimi giorni, gente da tutto il mondo, dall'est, dall'ovest, dal nord, dal sud, da tutti i continenti, grandi, piccoli, uomini, donne, tutti i colori, tutti i tipi, tutte le lingue, tutti vengono perché unificare Allah Azza wa Jalla. È una cosa particolare che vedrete, perché non è come qua che siete abituati, al massimo vedete qualche centinaio di fratelli. Là vedete migliaia e migliaia, tutti insieme, uno cammina a destra, uno cammina a sinistra, uno parla di una cosa, uno dell'altra. Se si sente Allahu Akbar, qualche secondo e tutti diretti verso un'unica direzione, tutti per pregare e unificare Allah Azza wa Jal. Quindi il Hajj e l'Umrah, una delle loro utilità, delle saggezze, è di realizzare l'unificazione di Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fra le utilità dell'Umrah è di mostrare la tua necessità di Allah Azza wa Jal, la tua povertà, che sei povero e che hai bisogno di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Come questo? Come? Perché in Umrah mostri la tua povertà e la tua necessità di Allah Azza wa Jal e la tua soggezione a Lui Subhanahu wa Ta'ala? come? كيف تظهر؟ لماذا العمرة فيها إظهار لافتقارك إلى الله عز وجل؟ لماذا؟ تمشي بإحرامك، ثوبين، مجرد عن الملابس، مجرد عن الزينة، مجرد عن الترفه، con due teli, uno sotto uno sopra, né abbellimenti, né gioielli, né non hai i tuoi soldi, non hai le tue bellezze, i tuoi ornamenti, tu ti liberi da tutto questo e entri in ihram a Mecca per compiere questo Hajj, questa Umrah,
mostrando la tua debolezza, la tua povertà e la tua necessità e la tua servitù al Signore, ad Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك تحقيق تقوى الله عز وجل. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ha citato le ayat del Hajj, al-Hajj ashhur ma'lumat, il Hajj è in mesi ben conosciuti, e poi ha citato dei versetti, poi ha detto وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَتَزَوَّدُوا, Zad è quello che prepara il viaggiatore di valigie, di ciò che gli serve nel viaggio. Tazawwadu, prepara quello che ti serve per il viaggio. E il miglior Zad, la migliore preparazione è taqwa, il timore di Allah Azza wa Jal. Questo viaggio ti farà ricordare i limiti di Allah Azza wa Jal, ti farà ricordare la tua obbedienza ad Allah subhanahu wa ta'ala. Questo viaggio ti fa ricordare a non uscire dalla strada di Allah subhanahu wa ta'ala e di allontanarti dal peccato, ti farà sentire la grandezza di Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi una delle utilità è che realizzi la taqwa, il timore di Allah subhanahu wa ta'ala. Una delle utilità è che la persona educhi se stesso al ricordo di Allah Azza wa Jal. Tutta la Umrah, come vedremo inshallah fra poco, è tutta dhikr. Tahlil, la ilaha illallah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. È tutto un dhikr, dall'inizio alla fine, il ricordo di Allah tabaraka wa ta'ala. Infine possiamo aggiungere come utilità due cose aggiungiamo inshallah. La prima è che nell'Umrah c'è un tahdhib lin-nafs al-bashariyya, un levigare e purificare la tua nafs, che abitui te stesso a allontanarti dal tuo lusso e dalle tue comodità. Per chi? Per Allah subhanahu wa ta'ala. E non solo nella Umrah, attenti, voi farete un viaggio di circa 10-11 giorni. In questi 10 giorni non c'è solo la Umrah, c'è la preghiera nella casa di Allah Azza wa Jal, che ogni preghiera è come 100.000 preghiere nel Masjid al-Haram. Ogni preghiera è come 100.000 preghiere. Sei in ibadah, in lettura di Quran, in dhikr, in tawaf. Fa in questi giorni abitui te stesso a dedicare tutto il tuo tempo o la maggior parte del tuo tempo alla ibadah. Qui sei perso tra l'azienda, il lavoro, la famiglia, vai qua, vai di là, gli amici. Lì sono giorni in cui abitui te stesso alla ibadah di Allah Azza wa Jal, che assaggi cosa significa dedicare gran parte del giorno ad adorare Allah Azza wa Jal e leghi te stesso in ibadah, in adorazione, in preghiera, in dhikr, in dua, in invocazione di Allah subhanahu wa ta'ala. Fa questo viaggio è un adattamento, una levigazione, una purificazione del tuo corpo, della tua anima all'adorazione di Allah tabaraka wa ta'ala. E infine aggiungiamo che la Umrah ti ricorda l'Akhirah. E tutte le persone sono arrivati con un unico vestito, tutti uniti in un unico posto, tutti rivolti verso un'unica qibla. E là ti ricorda il giorno in cui saremo davanti ad Allah Azza wa Jal, dove nessuno avrà con sé le sue posizioni o i suoi titoli, nessuno avrà la sua ricchezza, nessuno avrà i suoi piaceri, nessuno sarà più un altro di un altro, nessuno sarà più forte di un altro, nessuno avrà dei favori nei confronti di un altro, ma tutti davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala. E la visione di questo nella Umrah ti ricorda quello che tutti noi vivremo davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala. La Umrah, qual è la sentenza sulla Umrah? La Umrah è una cosa obbligatoria o è una cosa mustahabba, raccomandata e basta? Mohammed, bikri di acqua, barakallah. La Umrah è una cosa raccomandata, è una cosa obbligatoria, cos'è? Mustahabba. Chi ha da dire in contrario? L'idea generale che è diffusa fra la gente è che la Umrah cos'è? Che non è obbligatoria, vero? La gente pensa che il Hajj è obbligatorio. E invece non è così. Hukm al-Umrah è wajiba, è obbligatoria.
Unica opinione? No. Ma l'opinione più forte è che la Umrah è wajiba per le prove che vi citerò adesso. Ed è l'opinione dei madhab di Shafi'iyya, di Hanabila, madhab di Imam Ahmad, di Zahiriyya, ed è stato riportato dalla maggior parte dei sapienti che la Umrah è obbligatoria. Ed è l'opinione scelta fra gli ultimi da Sheikh Shanqiti, rahmahullah, da Sheikh Ibn Baz, da Sheikh Ibn Uthaymin, rahmahullah. Ed è stato riportato questo, attenti, che la Umrah è wajiba da Umar, radiallahu ta'ala anhu, da Abdullah ibn Abbas, da Abdullah ibn Umar, da Jabir, radiallahu ta'ala anhu, dei tabi'in, Tawus, Ata, Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Jubair, Hassan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, Sha'bi, tutti questi e altri, tutti hanno scelto l'opinione che la Umrah è obbligatoria, è wajiba. طيب, quali sono le loro prove? C'è una prova, abbiamo prove dal Quran e prove dalla Sunnah. La prima dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, e compite, assolvete, fate, completate nel migliore dei modi il Hajj e l'Umrah. E come disse Ibn Abbas nella spiegazione di questa ayah, disse: Allah subhanahu wa ta'ala ha legato tra il Hajj e l'Umrah, e entrambe ha ordinato che vengano assolte nel migliore dei modi. E il Hajj, con il consenso di tutti i sapienti, è obbligatorio, col consenso di tutti i sapienti. Così anche la Umrah dovrebbe essere, dato che Allah subhanahu wa ta'ala ha legato tra il Hajj e la Umrah. E non c'è motivo di dividere fra il Hajj e la Umrah. طيب. Nella Sunnah c'è un hadith di cui l'Imam Ahmad rahimahullah, come riporta il Bayhaqi fi Sunan al-Kubra, dice, Imam Ahmad dice: non conosco un hadith più forte di questo, né più autentico di questo, nell'affermare che la Umrah è obbligatoria. Qual è questo hadith? عن أبي رزين أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: احجج عن أبيك واعتمر. Questo sahabi venne dal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gli disse: Ya Rasulallah, mio padre è un uomo anziano e non riesce a fare né il Hajj e né la Umrah. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: fai il Hajj per tuo padre e la Umrah. Fai il Hajj per tuo padre e fai la Umrah. Visto come Rasul mi ha detto di fare entrambe le cose. C'è un'altra prova ancora, riportata nelle Sunan di Ibn Majah e nel Musnad dell'Imam Ahmad, che Aisha radiallahu ta'ala anha ha fatto una domanda al profeta sallallahu alaihi wasallam. Ha detto: Ya Rasulallah, ala nisa'i jihad, le donne devono combattere, devono fare il jihad, combattere? Disse: Naam, sì. Alayhinna jihadun la qitala fih, al-hajj wal-umrah. Le donne hanno l'obbligo di un jihad dove non c'è combattimento, hajj e umrah, cioè è obbligatorio per le donne. I ulama dicono: se è obbligatorio per le donne, per gli uomini, è ancora awla, min bab awla, di conseguenza ancora più obbligatorio, giusto? E queste sono tra le prove che hanno riportato i sapienti nel dire che la Umrah è obbligatoria. La Umrah si può fare in ogni tempo dell'anno, a meno che la persona non sia nel tempo del Hajj, ossia dentro il Hajj, nei tempi dei riti del Hajj. E questa è una questione dove c'è il consenso, e si può fare la Umrah anche più volte all'anno. Questa è una cosa dove non c'è nessun problema. Cominciamo ad entrare adesso nella pratica della Umrah, e prima di entrare nella pratica ci vuole ancora un po' di teoria e di parlare di una cosa che si chiama miqat, i mawaqit. Miqat singolare, mawaqit plurale. Il miqat possiamo tradurlo in limiti, e i mawaqit, abbiamo mawaqit zamaniya e mawaqit makaniya. Abbiamo limiti temporali, limite di tempo, come i mawaqit di salah. Anche il programma che usiamo si chiama mawaqit per questo, tempo, limiti di tempo. E abbiamo mawaqit makaniya, abbiamo limiti fisici di luogo, ed è questo importante parlarne,
quando si tratta di Hajj e Umrah. Perché noi, quando andiamo in Umrah, dobbiamo mettere l'ihram, vestirci di bianco? E quando diciamo, attenti che quando diciamo ihram si intende due cose. Noi lo intendiamo per il vestito bianco, ma in realtà è uno stato tuo, una intenzione di entrare nella sacralità in questo rito di Umrah. Ne parleremo fra poco. Perché non possiamo oltrepassare certi posti finché non mettiamo l'ihram? Perché quando andiamo in aereo a Jeddah, ad esempio, dobbiamo avere già l'ihram e già in aereo cominciamo a dire labbaik Allahumma labbaik? Perché non aspettiamo di scendere dall'aereo con comodità a vestirci? Perché là abbiamo già superato un limite che ha messo la Sharia, dove non si può oltrepassare senza ihram. Ok? Questi sono i mawaqit. Allora, i mawaqit, questi limiti, sono i limiti che ci ha insegnato il profeta sallallahu alaihi wasallam, che non si oltrepassano se non si fa al-ihram, cioè lo stato, l'intenzione di entrare nel rito dell'Umrah con i vestiti e con tutto ciò che ci diremo fra poco, bi'idhnillahi azza wa jalla. Questi mawaqit sono 5 mawaqit che sono citati nella Sunnah, 5 limiti, e c'è un sesto, lo lasciamo, l'ha citato il Rasul sallallahu alaihi wasallam, e c'è differenza fra i sapienti. Al-Aqiq, il-Miqat السادس والعقيق وفيه اختلاف بين أهل العلم وهو واد وراء ذات عرق مما يلي المشرق all'est di Mecca عن يسار الذاهب من ناحية العراق إلى مكة. Questo è il sesto. Citiamo i 5 che sono nel hadith. Dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, come riportato nel hadith di Abdullah ibn Umar, dice yuhillu, o dice sallallahu alaihi wasallam nel hadith ibn Abbas prima, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Questa parte è importante perché vi fa capire perché facciamo certe cose in Umrah. Attenti. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبد الله يعني ابن عمر وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. الرسول صلى الله عليه وسلم ha citato questi mawaqit, questi limiti. Il primo miqat è Dhul Hulayfa, conosciuto con un altro nome, qual è? Abyar Ali, i pozzi di Ali, Abyar Ali. E questo è il miqat della gente del Medina. Chiunque di voi, so che il gruppo di fratelli, fratello Sha'ban e gli altri fratelli, vanno prima in Medina, ok? Noi, il gruppo che va con me, andremo a Mecca prima, ma per gli altri che vanno in Medina prima, passeranno per questo miqat, per questo limite, e si fermeranno lì e non oltrepasseranno finché non mettono l'ihram e entrano nella nia, e poi cominceranno con Talbiya e entreranno, giusto? Questo miqat si chiama Dhul Hulayfa o Abyar Ali ed è il miqat più lontano che c'è da Mecca. Dista da Mecca circa 408 km ed è fuori dal Medina di circa 13 km. Esci dal Medina circa 13 km, c'è questo miqat. È il limite più lontano che c'è da Mecca. Ok? Questo è il primo. E da questo miqat ha fatto l'ihram il profeta sallallahu alaihi wasallam quando ha fatto Hajjatul Wada'. Da qui, quando ha fatto il pellegrinaggio, l'ultimo pellegrinaggio. Il secondo limite è al-Juhfa ed è per la gente dello Sham, Siria, Palestina, Giordania, eccetera, eccetera. E da chiunque arriva da quella zona lì, come l'Egitto, il Marocco, e chi è dietro? Perché questi limiti sono per le persone di quel posto e chiunque arrivi da quella direzione. Chiaro? Quindi chiunque, ad esempio, diciamo la gente dello Sham, Palestina, Siria, eccetera, e chi è dietro di loro o della loro direzione, come l'Egitto, il Marocco, l'Algeria e tutti quelli che sono da quella zona lì, passano per questo miqat che è il Juhfa. E dista da Mecca circa 186 chilometri, e questo miqat oggi non c'è più. L'ha citato il profeta sallallahu alaihi wasallam,
ma non c'è più, ma oggi c'è il suo posto, un miqat chiamato Rabigh, ed è vicino al Juhfa, o prima del Juhfa. Quindi chi fa questo miqat anticipa di poco il miqat iniziale che ha citato il Rasul sallallahu alaihi wasallam, che oggi non si sa più dov'è perché è sparito, si è perso. Il terzo limite è Qarnul Manazil. Se diciamo Qarnul Manazil, vi deve venire in mente una cosa. Quale? Una storia nella Sunnah. Quale? Il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando è andato a fare da'wah nel Taif, e hanno rifiutato la sua da'wah e l'hanno colpito con le pietre, cosa ha detto? Kharajtu mahmuman, sono uscito preoccupato, pensieroso, e non mi sono accorto della strada finché non sono arrivato a Qarn al-Manazil. Il Qarn al-Manazil dista da Mecca 78 km. Il Rasul sallallahu alaihi wasallam da Taif a Qarn al-Manazil ha fatto chilometri di strada, non si è accorto da quanto era preoccupato sallallahu alaihi wasallam. Ed è lì dove è arrivato Jibril alaihi salam. Ed è arrivato con l'angelo delle montagne e gli ha detto: se vuoi li schiaccio fra le due montagne, la gente di Mecca. La storia che sapete. Qarn al-Manazil, è chiamato anche As-Sayl al-Kabir, è un miqat per la gente di Najd. E Najd è la parte centrale dell'Arabia Saudita, a est di Mecca. Ok? Come abbiamo detto, è 78 km circa da Mecca, e questo è il limite più vicino a Mecca. Quindi chi arriva da quella zona passa per questo miqat e fa l'ihram, ed è il più vicino a Mecca. Il quarto è Yalamlam. Yalamlam è un miqat per la gente dello Yemen. Yalamlam è una montagna al sud di Mecca e dista 120 km da Mecca, ed è un limite per la gente che arriva dallo Yemen, a sud di Mecca, vengono su e passano per Yalamlam, e da questo limite mettono l'ihram ed entrano nel rito. Il quinto e ultimo è Dhatu Irq, ed è il miqat della gente dell'Iraq e la gente dell'Oriente, tutti passano per Dhatu Irqin, e dista circa 100 km da مكة. لمن أراد أن يضبط المواقيت هناك بيتين من الشعر يسهل بذلك المواقيت. عرق العراق يلملم يمني وبذي الحليفة يحرم المدني الشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد عرق فاستبني ولأهل نجد قرن فاستبني قرن المنازل عرق العراق يلملم يمني وبذي الحليفة يحرم المدني الشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. Due strofe di poesia e non te li dimentichi mai più. Bene, detto questo, inshallah, solo per darvi un'idea, noi inshallah che partiamo da Jeddah e che andiamo a Mecca prima, voi sapete che Jeddah, l'aeroporto, tu sei già abbondantemente dentro il miqat. Ed è per quello che a un certo punto, mentre siamo in cielo, all'altoparlante dell'aereo diranno: stiamo per avvicinare 5 minuti, stiamo passando al miqat. E là diremo: fratelli, bismillah, cominciamo Nia, labbaik Allahumma labbaik. Quindi chi va direttamente a Mecca, come diremo inshallah, dato che abbiamo il volo diretto da Milano a Jeddah, entreremo già in aereo col nostro ihram. Per quello che ho avvisato i fratelli che vanno con me, che l'ihram e le ciabatte devono essere nella borsa a mano. Non che le metti nella valigia grande, vanno su in aereo, poi arrivi: fratello, dov'è l'ihram? Succede, fratelli. Mi è successo aprile, dopo Ramadan, un fratello, abbiamo fatto lo scalo in Giordania, a Amman. Facciamo lo scalo, avevamo 2 o 3 ore di pausa, con calma, siamo andati nel masjid, nell'aeroporto, abbiamo messo l'ihram, ci siamo preparati, mancava mezz'ora salire in aereo, e questo si sveglia così, dice: ma dove troviamo Allah, dov'è il tuo ihram? Dov'è il tuo? Non sapevo che bisognava portare. Ed è per questo, fratelli, che vi diciamo, cioè veramente, voi vi meravigliate adesso, ma veramente ci sono persone
che vengono a fare Umrah senza sapere minimamente cosa fare. Non sanno nemmeno cosa è una Umrah. Magari questi fratelli non hanno chi insegna o non sanno, però voi che potete imparare, imparate. Che andate, che sapete le cose. Alhamdulillah gli è andata bene che il negozio a 10 metri vendeva gli ihram. Alhamdulillah. Comprato sul momento l'ha messo. Quindi voi inshallah chi andrà con me inshallah nel bagaglio a mano l'ihram e le ciabatte e noi ci vestiamo prima di salire in aereo. Quando mandiamo i bagagli e siamo pronti per salire, proprio alla salita ci mettiamo lì in un angolo inshallah, ci mettiamo l'ihram e poi saliremo in aereo con il nostro ihram inshallah. Alcuni si cambiano in aereo, però l'aereo è pieno, il bagno è stretto, no, cambiali prima e entri in aereo col tuo ihram, stai tranquillo. Quando arriva il tempo, inshallah avviserà l'altoparlante dell'aereo e vi avviso, mi alzo in piedi, vi avviserò e cominceremo con Talbiya inshallah ed entreremo nella niya dell'intenzione dell'ihram. Chiaro inshallah? Mentre chi va in Medina, quello tranquillo, va con i suoi jeans, poi si fa i suoi giorni a Medina e poi da Medina poi sa come fare. Dai. Ci siamo? La ilaha illallah. Adesso parliamo dell'ihram. Avete capito i limiti? Avete capito perché ad un certo punto mettiamo l'ihram? Adesso parliamo dell'ihram. Prima cosa che dovete sapere, fratelli, è che la parola ihram non significa solo, tirami fuori i due teli, non significa solo i due teli. Questi sono due teli, uno sotto e uno sopra. Questo che si chiama ihram, giusto? Ihram non è solo questo lo chiamiamo ihram, ma questo è il vestito dell'ihram. Con ihram si intende una cosa più profonda e anche spirituale e di fede. L'ihram لغة هو الدخول في الحرمة واصطلاحا هو نية الدخول في النسك. L'ihram è l'intenzione di entrare in questo rito, di entrare in questo stato di sacralità, dove ci sono cose che non puoi fare, mentre prima di entrare nell'ihram potevi farle. Cioè quando entri in questo stato di ihram, non puoi fare le cose che facevi prima. Ci sono cose che sono vietate, che le vedremo adesso. Quindi tu fai la niya di entrare in questo stato di sacralità, ok? La niya, e poi metti questo vestito, che anche questo fa parte delle regole dell'ihram. Chiaro? Quindi ricordatevi che l'ihram prima di tutto è un'intenzione. È uno stato in cui devi essere e in cui devi stare finché non ti liberi dal tuo ihram. Va bene? Questa è la prima cosa. L'ihram fa parte degli obblighi, fara'id, del rito, della tua umrah. È un obbligo della tua umrah e il profeta sallallahu alaihi wasallam, nel hadith che conoscete, disse innama al-a'malu bin-niyya. Le azioni sono con l'intenzione. Bene. Abbiamo già parlato che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha prescritto questo ihram per ricordarci il fatto che siamo servi di Allah azza wa jal. Quindi andiamo tutti da Allah subhanahu wa ta'ala vestiti di bianco, 2 teli, nient'altro, e ci liberiamo dai nostri ornamenti, delle nostre bellezze, del profumo, eccetera, eccetera. Ci sono delle cose che si fanno, delle sunan, che si fanno prima di entrare in questo stato di ihram. Quali sono? Chi le cita? No? Prima cosa, l'irtisal, sì. È una sunna fare la doccia, l'irtisal, l'ghusl, prima di entrare nello stato di ihram, di vestirsi e entrare nello stato di ihram. Noi cosa non possiamo fare? In aeroporto non puoi farlo, cosa fai? Non lo fai a casa prima di uscire. Lo fai a casa prima di uscire. Poi vestirsi con 2 vestiti, un izar sotto e un rida sopra. Bene. Dopodiché, prima di entrare nello stato di ihram, cosa si fa ancora? At-tatayyub, il profumo. Attenti che qua è una sunna farlo prima. Quando entri dentro diventerà una delle cose vietate. Non siamo ancora entrati adesso, siamo ancora prima. Quindi ti profumi, e ti profumi dove?
nel corpo, non nel vestito. Taib. Poi è una sunnah anche iniziare lo stato di ihram dopo la preghiera. Dopo la preghiera si comincia lo stato di ihram. Ovviamente molta gente pensa che bisogna fare 2 rak'at. No, l'ihram non ha una preghiera sua, ma qualsiasi preghiera tu fai è una sunnah fare l'ihram dopo questa preghiera. Fi Hajjat al-Wada', nell'ultimo Hajj, il profeta sallallahu alaihi wasallam, dopo quale preghiera ha fatto il suo ihram? Come dice Jabir radiallahu anhu e molti sahaba, dopo Dhuhr. Ha fatto la preghiera del Dhuhr e poi ha iniziato il suo ihram sallallahu alaihi wasallam. Quindi se non c'è una preghiera o il motivo di una preghiera, non si fanno 2 rak'at così. Chiaro? Che sia ad esempio entri in un masjid, fai tahiyat al masjid o altro, però fare 2 rak'at ad esempio apposta per l'ihram, questo non è una sunnah e non c'è una prova di questo. Chiaro inshallah? E poi dopodiché si comincia con talbiya, labbaik Allahumma labbaik. Chiaro inshallah? Quindi prima di entrare nello stato di ihram, quando saremo in aeroporto e dobbiamo mettere il nostro ihram, oppure i fratelli che andranno ad esempio a Abiyar Ali, del Hulayfa, per fare il loro ihram, la sunnah per loro cos'è? Nel prepararsi, la sunnah per loro di lavarsi, va bene? Di profumarsi il corpo, non il vestito, perché il profumarsi nello stato di ihram è vietato. Si mettono del profumo nel proprio corpo, non nel vestito, va bene? Si abbelliscono, si sistemano. Poi, che abbiamo detto? Si vestono con un izar e un rida, 2 teli, un telo sotto e un telo sopra. Poi fanno l'ihram, iniziano questo stato di ihram dopo la preghiera, una qualsiasi preghiera. Supponiamo ad esempio che devi cominciare lo stato di ihram e manca mezz'ora all'asr, supponiamo. Allora una sunnah che aspetti l'asr. Aspetta, prega l'asr, appena finito comincia il tuo stato di ihram. Questo che intendiamo. Ma non che vai a pregare apposta rak'atayn per mettere l'ihram, questo non c'è una prova dalla sunnah. E poi cominciano, quando sono pronti, cominciano con talbiya, labbaik Allahumma labbaik, e comincia il loro stato di ihram. Chiaro inshallah? Allora inshallah, dato che siamo arrivati all'ihram, ci fermiamo che mancano 2 minuti alla preghiera. Dopo la preghiera, prima cosa che facciamo, mostriamo ai fratelli fisicamente come si mette l'ihram inshallah. Prenderemo un fratello inshallah che ci mostrerà se si metterà l'ihram, così vi fa vedere come si mette inshallah, e dopodiché cominceremo con l'entrata inshallah nel nusuk, nel rito, cosa si fa quando si entra a Mecca, tawaf, sa'i, eccetera eccetera. Va bene? Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله